Niente, partita che oggi siamo qui a Trapani, che abbiamo fatto un primo tempo sottotono sulle gambe, abbiamo preso un gol in uscita, forse che siamo più bravi a non prendere gol come l'abbiamo preso, sicuramente poi il Catania usciva fuori come ha fatto il secondo tempo, però se noi avversari da questa sconfitta ripartiamo più forte di prima, perché alla fine è stata una sconfitta che il Catania non la doveva fare, però per quello che ho visto il secondo tempo, un Catania con 5-6 palle gol, un gol annullato, di cui non dato, diciamo che ho visto un Catania con una grande voglia, una grande rabbia al secondo tempo. Il primo tempo è stato inguardabile dal punto di vista mentale, l'approccio fisico, questo. Però diciamo che nel calcio ci sta, vincere così tante partite, trovare motivazione e tutto. Oggi è la 34esima partita, abbiamo fatto davvero tanti punti di vantaggio, allora con un Trapani motivato, con voglia di fare questa vittoria, diciamo di noi non avevamo la giusta motivazione, anche se quando ci mettiamo la maglia del Catania non deve capitare, però penso che, non lo so, forse non ho mai visto così tante palle gol come il Catania il secondo tempo. No, non ero nervoso, penso che la panchina di Trapani a un certo punto stavano tutti quanti in campo, non mi piace che solo gli allenatori che stanno in piedi, tutta questa cosa, capito? Il Catania è vero, è una squadra importante, non c'è dentro in Serie D, non c'è da dentro, però non è che uno batte il Catania e facciamo una vigoria sproporzionata, questo non mi piace proprio nella cultura dello sport, per questo. Loro erano importanti, ci tenevano, hanno fatto bene, facci i complimenti al Trapani, i complimenti al pubblico, ci hanno fatto un applauso prima della partita, cioè è stata una bella accoglienza, però poi le panchine a un certo punto di troppo, Catania è Catania, Catania sta a 31 punti dopo la seconda, sta, non so, mi sembra 40 punti sopra il Trapani, cioè Catania ha fatto un campionato stratosferico. Oggi noi non ci teniamo a perdere questa partita perché abbiamo ancora un obiettivo da raggiungere, abbiamo una società che non vuole che abbassiamo la guardia, abbiamo un pubblico che ci aspetta ogni settimana che vuole una vittoria, per questo diciamo da questa sconfitta che abbiamo fatto un primo tempo sottotono e abbiamo fatto un secondo tempo da Catania, ripartiamo più forte di prima per affrontare questa possibilità nella maniera giusta. Che ha vinto il campionato oggi, l'anno scorso l'ha fatto con Giuliano, qualsiasi squadra che si affrontiamo che ha vinto il girone sono squadre importanti, squadre che hanno un obiettivo, sono squadre motivate, sicuramente non saranno partite che trovano delle squadre non idonee, abbiamo delle partite vere da affrontare, che domenica può essere il Sorrento, poi tra Cavese e Brindisi abbiamo altre due squadre, questo, però ogni partita è bello adesso confrontarci, azzeriamo il campionato, abbiamo fatto 34 partite, abbiamo fatto 2 sconfitte, abbiamo fatto così tante vittorie, azzeriamo adesso il campionato e da adesso comincia un nuovo campionato da martedì. Smentisco pienamente, martedì abbiamo la ripresa degli allenamenti, questo sicuramente, ma io penso che adesso è prematuro di parlare per il futuro, noi siamo fino al 30 giugno, siamo tesserati del Catania e la Pucci finisce l'8 giugno, ci sono ancora 22 giorni di poter parlare di futuro, di presente, per questo è una cosa che non ci penso, non mi appartiene, non mi interessa né quello che leggo né quello che scrivo, è una cosa davvero che non ci penso proprio perché nella vita bisogna pensare al presente, non pensare né il ieri né il domani, ma l'oggi. Sono amareggiato perché avevamo un obiettivo da raggiungere importante, non l'abbiamo raggiunto, come abbiamo fatto 14 vittorie alla 15esima, abbiamo fatto un pareggio in casa, per questo diciamo che erano il Catania, bisognava lottare col Catania stesso, no? Per raggiungere, per aumentare l'asticella e tutto. Allora, perché quando una squadra giustamente sta così tanti punti di vantaggio in un campionato stradominato, poi trasferire sempre la partita importante, la partita così, proprio questo l'ho detto, è una partita che ci tenevo e soprattutto sapevo che era questo tipo di partita e abbiamo fatto un primo tempo sottotono da tanti punti di vista, abbiamo fatto un buon secondo tempo perché proprio pure dalla sconfitta dall'1-0 abbiamo fatto una grande forza di rabbia, per questo il portiere nostro Peters mi sembra non ha fatto neanche una parata inoperosa. Abbiamo noi secondo tempo abbiamo avuto 3-4 palle con De Luca, un gol annullato per me era regolare, però va bene, fa parte del calcio, fa parte del percorso di una squadra e fa parte anche che si perde una partita anche se il Catania non dovrebbe mai perdere.